Allora, salve a tutti, questo è un video tutorial dove spiegherò come rivelare Peach in Super Mario Bros. Non faccio la raccolta delle monete. Allora, partiamo nel mondo 1 di 1. Io ho questo qua, non lo prendo. Allora, prendere qua. Si prende qualcosa. Qua c'è la prima moneta. Io le monete le ho già prese tutte. Nel mondo 1. Non ce l'ho ucciso. Qua un'altra. Verificare le parti sotto. Scusate, ma siamo un po'. È il primo video che facciamo e non siamo molto bravi. Io e mio papà. Qua abbiamo preso anche la seconda e la terza, non so. Fate sopra. Adesso per prendere l'altra prima tornare indietro. Dare uno schianto a terra. Se sei Mario piccolo non puoi farlo. Ne ammazzano sempre tutti. Sono un po' fuori forma nel mondo 1. E qua, fatto. Mondo 2. Qua prenderei molte vite, si prendono molte vite con tutte le monete. Poi io ne ho 9, adesso prendo la decima. No, me ne manca una. Ecco, adesso ne ho 10. Allora, qua prende. Beh, lasciamo stare. Poi si prende la prima moneta. Fallo adesso. Qua questo qua si prende la prima e si manda via, poi la seconda. Questo qua non lo sapevo. No, è sbagliato, sono morto. Adesso devo rifare magari questa metà. Scusate, eccolo. Qua, questo. Non sono molto bravo. No. Devo sempre qua. Mi sembra che sono così. Adesso faccio normalmente. Questo sotto. Che sono partita con la scorta. No, adesso non la prendo. Allora qua devo andare via qua e prendere la prossima moneta, devo salire qua, andare sempre a destra, buttarsi giù e poi c'è la moneta, andare qua
e qua è fatta. Adesso non si sblocca il mondo dopo, ma si sblocca un'altra cosa per farla passare. Adesso si dovrebbe sbloccare questa cosa qua, che tu vai e salti questo. Se vai normalmente senza prendere l'altra moneta, l'ultima moneta, sblocchi questo. Adesso faccio vedere. Questo qua è abbastanza facile. Sì, vabbè, no, questo faccio. Non c'è un limite. Questo qua si prende la prima moneta, si scende, anche qua ci sono abbastanza monete d'oro. E qua la seconda moneta stella, ritrovi un altro fiore, una roba così, poi c'è l'altra, qua schivare questo, qua ci sono le cose, no, sono morto, scusate, fortuna ci sono dunque, si può andare avanti. Si prende questa qua, moneta, si prende il fiore, cos'è? Adesso si prende questa, si salta, si tira questa, vabbè, dopo non li prendo. Ancora 7 vite. Vabbè, comunque sapete che bisogna prendere quella sopra. Non so se conta come prenderla o no. Poi adesso io salto qua, salto, 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 salto. Sono 100 punti, non importa. Adesso c'è la torre. Ecco, io ho tutte le monete del mondo 1. Ho prese tutte. Ma non so. Qua si trova il fiore. Poi lo prendo. Poi si salta su. Qua. Si entra qua. Così impari anche te, papi. Faccio il fiore. Per prendere la moneta, allora, le monete sono tutte uguali. Allora, non è qua. Questa qua è una parte molto difficile, perché si deve saltare quando si vede che si muove. Qua vai sopra, arrivi da quell'altro, nella posizione qua per prendere l'altra moneta. Oppure allora, se non si vuole battere buzzer, si fa così. Allora si va qua e si entra dentro. Arrivato qua, per sbloccare il cannone a uovo bisogna avere magari il push e bisogna distruggere quelle robe là. Ah no, bisogna batterlo. Allora si torna da lì, allora si va, si sale su, qua si trova il fiore, quello che sei, e si arriva qua. Allora, se sei Mario fuori puoi sparargli così,
se no devi saltargli sopra per 3 volte. Fatto. Adesso lui non lo vedi subito piccio, però lui scappa fino al castello. Fa questo movimento qua, saltando, arriva qua e entra dentro. E io l'ho finito e quindi... Beh, alla prossima, al prossimo video e arrivederci.